Crolla in casa il Palermo, al Barbera il Cittadella vince 1-0 al 98esimo con il gol di Pandolfi, mandando al tappeto una squadra che non ha praticamente mai tirato in porta. I fischi assordanti del Barbera sono una sentenza per il Palermo e probabilmente per il suo allenatore Eugenio Corini, che non riesce a far girare una squadra costruita per vincere. I numeri dicono che questo Palermo è in crisi. Una partita noiosa e sonnacchiosa quella del Barbera, rosanero senza gioco, senza idee, senza mordente. Mai un tiro in porta, Brunori è isolato e quando ha palla tra i piedi non riesce mai a graffiare. L'unica occasione degna di nota per la formazione siciliana ce l'ha Koulibaly a fine primo tempo, quando da ottima posizione di testa mette sopra la traversa. Poi il nulla, i tifosi del Palermo si aspettano una squadra arrembante, ma non è così. Il Cittadella non rischia nulla, difende con sagacia. Corini, che non è in panchina per squalifica, tramite l'Anna mette dentro forze fresche, ma il copione è sempre lo stesso. Il Palermo sbatte contro il muro amaranto. All'8° minuto di recupero ci pensa Pandolfi a sbloccare il match con un colpo di testa che fa secco Pigliacelli. È 1-0 per il Cittadella. Fischi assordanti per il rosanero, una sconfitta meritata. I tifosi chiedono urgentemente il cambio di allenatore, considerati i risultati e soprattutto in virtù della sosta di campionato. La partita del rilancio si trasforma nell'ennesima brutta figura, la peggiore dall'inizio del campionato, a dimostrazione che al peggio non c'è mai fine. Il Messina incassa 3 gol dal Latina, che passeggia al Francoscoglio e si avvicina alla parte alta della classifica. Pesano le scelte del tecnico Giacomo Modica, che lascia in panchina Franco e Firenze e si affida ad un centrocampo troppo giovane, Buffa, Frisenna e Giunta, per una gara così importante. Più in generale però emergono le difficoltà di una squadra costruita dal presidente Pietro Sciotto con investimenti scarsi, calciatori di Serie D e un'infinità di under. In campo c'è una partita di calcio fino alla mezz'ora di gioco. Il Messina dà segnali di vita soltanto in un'occasione con Scafetta e deviazione di Cardinali in angolo. Un Latina al minimo sindacale sblocca l'incontro con Yallow al minuto 38 sulla verticalizzazione di Di Livio. Il buio diventa notte con il doppio giallo a Frisenna a fine primo tempo. Nella ripresa Modica continua a sbagliare cambi e formazione e gli ospiti chiudono subito i conti, prima con Paganini di testa al 13° e poi al 18° con Del Sole, subentrato a Yallow subito dopo il vantaggio iniziale. Il Latina insegue il poker, che non arriva per sfortuna, come nel caso del palo colpito da Paganini, e per le parate di Fumagalli, che questa volta però non salva il Messina dai fischi e da una pacifica contestazione.